questa sera si gioca in posticipo il derby tra Sampdoria e Genoa. È stato denominato il derby della crisi perché, insomma, pensate, la Sampdoria 7 sconfitte consecutive, il Genoa 5 sconfitte consecutive. E noi siamo in grado di collegarci, anche questa è una nostra esclusiva, con Casa Gigi Del Neri, l'allenatore del Genoa. Per lui è un momento davvero delicato perché dovesse perdere anche questa sera, per lui si profilerebbe l'esonero. Andiamo da Casa Del Neri, buon pomeriggio, mister! Sta stirando la camicia, mister? Sì, perché con la prepararmi la divisa ormai qua non c'è da più intera. Qua ormai non c'è da più niente, bisogna stirarsi. Buongiorno Gigi. Senta, abbiamo un po' descritto questo derby della crisi, come è stato denominato questa mattina dai principali quotidiani sportivi. Sente un po' il peso della responsabilità, come si dice? Si sente un po' sulla graticola. Dio, mi sento un po' come una salamella, mi sento un po' come una luganega effettivamente, perché se perdo sta partita qua non so come si mette. La vedo dura, però noi andiamo in campo con il solito spirito di abnegazione, ce n'è sul capo, mia colpa, mia grandissima colpa, fare un salto, fare un altro, fare girare. Allora facciamo un bel applauso a mister Del Neri, che è il nostro Beppe Bifido. Questa sera, mister, come trascorrerà la serata? Dove andrà a mangiare, per esempio? Allora guarda, che vinca, che perda, che pareggia, penso di andare su a Montemorin. Lì all'osteria Montemorin, insomma, campagna, da Simone che è a Silvia, mi porto via un par di stoppe, forse. Sì, mister, perché un par di stop, cioè nel senso, cerco di portarmi via un po' di fortuna, e allora andiamo su a Montemorin, che è lì sopra campagna, ma la Giulia mi dice che l'ha lasciato. Sì, mister, perché l'osteria Montemolin è una location davvero impeccabile, adatta ad ogni tipo di situazione, dove potrete gustare la semplice pizza cotta nel forno a legna oppure godervi appunto una piacevole cena a base di carne o pesce. Appunto ricordiamo, osteria Montemolin, Somma Campagna, Verona. In via dell'Orsa Maggiore 1. Via dell'Orsa Maggiore 1, Maggiore esatto. 1. Anche lei, mister, è di casa ormai. Salutiamo anche i nostri amici certo. di Montemolin. Salutiamo Simone. Come si può mancare? Insomma, sì, si guarda che mancano 20 minuti, dovresti precipitarti in spogliatoio per caricare la squadra. Si gioca stasera. Si gioca stasera, scusami. Ecco perché stai stirando. Go prepararmi la roba, però io manco che sponsor ogni tanto. Collegati con Casa Del Neri, c'è Gigi Del Neri che insomma teme un esonero, è un po' sulla graticola, come si dice. Anzi, te lo passo adesso. Sì. Ciao Gigi, tutto bene? Basta, insomma, dai, se tira avanti. Ascolta, ti che te lavori lì al giornale, in caso che posto lì al rotocalco, alle rotative? Sì, secondo me, anche perché ultimamente negli ultimi anni non hai fatto benissimo, tra l'altro in panchina, magari proviamo a riciclarti in altro posto. Proviamo, ascolta, in caso, ma se fai turni? Sì, di notte anche. Va bene. Va bene, insomma. Presenta domanda intanto che non sai stasera come va a finire. Guarda, t'ho sentito poco, ma... Fai domande, ha detto. Si prende a cuore la tua situazione. Grazie, Luca. Insomma, il zuppa è bagnato, se vinco, me una roba, però poi, insomma, io ormai 5-6 partite. Mi pare però che te la stai tirando un po' la sfiga, cioè la cosa, perché... Sto tirando. Continui a chiedere se ci sono posti di lavoro liberi, insomma, ma scusa, presumi un esonero, temi un esonero. Non ti avevi allenato in India, cercali qualcuno, esonerà. In Indonesia. Poi da una parte e dall'altra. Poi Romano conosce molto bene l'ambiente sampdoriano perché è stato per anni osservatore, 4 anni osservatore alla Sampdoria nella gestione Mantovani, quindi magari ti può dare, se vorrai, le coordinate, qualche piccolo segreto magari dell'ambiente blu cercato. Io invece volevo andare quando ero a Sampdoria che aveva Marotta, non che scappava niente, conosco te guardava guardava il campo. Sono molto legata a quella che è la musica anni 70, funky, perché comunque è l'origine di tutte le musiche, anche dell'house, e Alberto mi darà atto di questo. Volevo dirti, per i vinili, per riportare i vinili c'è sempre
la proposta di... Ecco, sì, appunto. Scusa, Ma io mi sono... mi permetto, ma sono visto che... pensa a te come ti vogliono bene qui. Ci aiutiamo, no? Ecco. Mi sono fidanzata solo per L'ho quello. chiamato prima con questi mercati, lavorate per un stipendio. Però voglio dire una roba, Gigi. Rispetto all'epoca che andavamo a Mieti e Balà è cambiato che una volta che era il grammofono adesso che è altra roba tu capisci? Quando andavamo a Balà a Mieti Me lo sono portato avanti, è iniziato un po' per scherzo, ho iniziato con la radio e poi così per gioco. Sì, più poi che io so altro, che per sì, altro- per gioco perché un tipo ha detto in Sardegna vorrei tanto averti come DJ. Io ho detto vabbè, ho accettato la sfida, ho iniziato e non ho più smesso. Stessa roba che mi capita a me, voi tanto avete come allenatore, ho cominciato. Pensa che mi go il remix di una canzone di Tony Cucchiara. Remix. Un remix di Tony Cucchiara è uno dei taglioni. Arrivano delle immagini da Genova, proprio in questo momento sta arrivando il pullman del Genoa, sta già andando verso lo stadio. Allora, vediamo, eccolo qua. Sono immagini live che arrivano da Genoa e non riusciamo a capire come mai Del Neri è ancora a casa sua. Mister, sta vedendo queste immagini? Vabbè. Sì, guardi che i giocatori hanno già guadagnato l'ingresso dello stadio Maratona. Non prepararmi, è già lì. Vediamo. Vuole guardare la Licia Colò sul tra? Guarda, mi disente. Scappo via. Io vorrei dire una sola cosa a Gigi Del Neri, in questo momento è ultimo in classifica con 9 punti il Genoa, quindi attenzione. Grazie, Setto. Grazie a Beppe Bifido, grazie a Beppe Bifido, il suo momento. Vuoi cambiarmi? Mister Del Neri che è già collocato, è già a Marazzi, è già in posizione, si sta preparando al grande derby di questa sera. Ricordiamo, si gioca il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. È stato definito stamattina dai quotidiani sportivi il derby della crisi. Ricordiamo, Ciro Ferrara, 7 sconfitte consecutive, Gigi Del Neri, 5 sconfitte consecutive. Mi dispiace, mister, se metto il dito nella piaga, però la situazione è questa. Sì, continua a mettere il dedo nella piatola, Setto, sì. Bravo. E allora c'è già l'ambiente stadio, mi sembra. Mi toccava venire qua, voleva stare a casa a guardare Licia Colò, però in marcia malo mi toccava venire qua e insomma adesso andrò in spogliatoio Allora, mister, io adesso le preannuncio, siccome tra un po' andremo in pausa, andremo 2 minuti di pubblicità, subito dopo Alberto Salaorni ci presenterà un altro pezzo dal suo nuovo CD. Cosa ci presenterai? Possiamo annunciarlo? Allora, è un brano degli anni 70, penso ormai. Kung Fu Fighting. Oh, te lo ricordi? Mamma mia. La conosco. Chi era che cantava? Pensavo che te mi proponessi un brano di Malgioglio. Douglas. C'è l'esperto. Carl Douglas. Del Neri, lei che ha qualche anno in più di noi dovrebbe ricordare queste cose. A me piace quella che quando Malgioglio l'ha fatto la cover dei Kool and the Gang. Sì. Era quella. Chiaro. Allora ci presenterai questa canzone e poi riusciamo magari prima del termine della trasmissione, anzi io lo annuncio perché insomma il video è bellissimo, il video che presenta il nuovo CD e magari potrà essere come copertina di chiusura della nostra trasmissione. Benissimo. Ce lo permetti? Figurati. Anzi. Susanna, non ti è mai capitato di presentare Alberto Salaorni, l'Albi Band? Purtroppo no, però infatti, Ho magari visto che stavate confabulando, magari proprio da qui nasce un'idea, una collaborazione. Certo, stiamo lavorando anche per voi. Per Gigi. Noi vorremmo essere, sì, insomma. Lo portiamo. È sempre i nostri pensieri. Portiamo anche lui. Dai. Abbiamo visto grande solidarietà. Mi ricordo, sono stato una volta a vedere lo spettacolo della Susanna che era in New Tecnici, se non sbaglio, vero? Sì, Susanna? certo. E non solo una volta.
Avremo modo poi di vedere anche delle foto di Susanna Bartotto al lavoro, ma adesso... L'era Pantera in camerino, Adesso Giulia, allora, pubblicità e poi Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting, subito dopo la pubblicità. Un'anticipazione da tenere. Aspetta che screccio. Everybody Kung Fu Fighting. Complimento alle due signore, un complimento sincero a Susanna e anche alla sua e anche a Desiree. Perché ricordando, mentre parlavate mi sono ricordato la frase di un grande filosofo cattolico laico, quindi non un sacerdote, un laico, che dice: chi pensa agli altri, chi ama gli altri è sulla strada di Dio. Bravo. Grazie Romano. Ho scritto anch'io la massima di un filosofo laico: chi pensa ai fatti suoi vive 100 anni, me nono. Ho scritto. È un filosofo laico. Invece Romano, guarda, prendi Un po' sull'egoista. ci prende in giro tutti, quindi non avertene a male, sappiamo insomma. Assolutamente. Stasera penso di attuare questa tattica qua. Allora, alzeremo un muro qua. Qua che i miei fan non esoneratelo, vedo con la V, viva Gigi, qua una sala cinesca, Frey e diventerà un coccodrillo dopo che si imprisi, squalone, Granovis, dopo che Moretti, qua la bomba, qua metto qualcuno, non lo so, Tozen e dopo Borriello davanti, dopo tu sei difeso che la vacca! Ma Gigi, la mossa chiave per dare scacco matto alla Sampdoria, quale potrebbe essere? Quella qua. Tutti in difesa che la vacca! Tutti in difesa che e questa è la massima per battere la Sampdoria, anzi per quantomeno pareggiare le sorti del confronto. Quantomeno per pareggiare, quantomeno per fare un punticino per salvare la Allora, dopo, chiedo... se scappa un gol e tocca più allora fermo questa roba nella tattica dell'elastico delle mutande, no? Te tiri e te mori. Adesso quando lui parte poi non lo fermi più. Allora, Romano... Non è che il cartello non esonerato te lo siete scritto te. No, questi sono i tifosi, vedo, le dico alla barricata che i tifosi che ho scritto non esoneratelo. È una preghiera. Un augurio. Scusa, perché... Allora, no, Romano, prima di conoscere... Ora, il CT Mangia della Nazionale Under 21 terrà una conferenza agli allenatori veronesi su invito dell'Asso Allenatori della nostra provincia, in collaborazione con la Virtus Vecomb, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie e in collaborazione col Panathlon Club Gianni Brera, sempre legato alla Facoltà a di Scienze domani. Motorie. Non mi ha capito chi è e come CT. Il CT Mangia della Nazionale Under 21. Quindi che è rinfresco, se mangia. Chiudiamo. Peace, love e asparagi. Allora, andiamo a salutare Gigi Del Neri da Genova. Ciao a tutti! Forza Genova! Ciao a tutti! Ciao, Forza Genova! Filippo Rando.